ormai questo torneo è considerato torneo prestigioso, ma non solo da noi, ma soprattutto per chi lo gioca, per chi lo viene a competere, perché già io in fase di presentazione a febbraio ho ringraziato i rappresentanti delle varie società dicendo che per l'Audace è un onore avere la migliore espressione del calcio dilettantistico giovanile di Verona qui a questo torneo. Poi il mio è anche un messaggio di buono, perché spero che poi si riveda sul campo questo prestigio. E anche quest'anno devo dire che abbiamo visto tanta qualità, sia individuale, collettiva, comportamentale, quindi complimenti ai ragazzi, ai loro allenatori, ma soprattutto complimenti alle società. Abbiamo ancora una volta dimostrato che il calcio dilettantistico non è un semplice passatempo con l'etichetta che ci dà qualche buon tempone nei salotti del calcio che conta, ma ci sono idee, c'è programmazione, c'è passione, c'è organizzazione, ci sono investimenti. E quindi un grande applauso a tutte le società che hanno partecipato a questo torneo e soprattutto il nostro calcio dilettante. Ha bisogno di tutela e di attenzione da parte delle amministrazioni pubbliche e anche da parte delle amministrazioni sportive, perché noi siamo il sottoposto, ma il sottoposto quello che alimenta soprattutto gli alberi ad alto frutto. Quindi bravi a tutti e a tutti noi. Poi veloce, visto che la regola vuole che il calcio tempo, sfondo schiena e Sioni fa quel che vuole anche quest'anno, il tempo non ci ha mai dato una mano e neanche questa sera, quindi velocemente, anzi in maniera primaria lo voglio fare, voglio citare le mie squadre, cioè quelle che giocano fuori dal campo ma che permettono alle squadre in campo di potersi divertire, di potersi esprimere al massimo. E parto dalla squadra organizzativa, capitanata dall'onnipresente Renzo Cappelletti, inossidabile, con noi dal 1988, lui è la mente creativa e organizzativa di questo torneo dal 1999, insieme ad Alessandro De Pietro. Ovviamente spalleggiato con onore e con grande passione dal nostro Valerio Giordani. Grazie del tuo ritorno, Valerio. Poi devo citare ovviamente la squadra dello stand gastronomico, capitanata dall'immensa Ilenia Mainieri, mamma del nostro ragazzo che ha gestito la cucina sotto tutti gli aspetti in maniera eccellente, insieme a tutti i nostri volontari, genitori anche loro dei nostri ragazzi. È grazie a voi che dico che l'Audace è una grande famiglia. E poi c'è la macchina comunicativa, la squadra comunicativa, è un duetto. Grazie mille di Scatti Rubati per tutte le immagini e le emozioni che ci hai regalato con la tua macchina subacquea, perché sei stata sotto l'acqua per 18 serate. Grazie Monica e complimenti. Insieme ad Alessandro De Pietro, stasera non è presente, ma abbiamo il prestigio e l'onore di averlo come responsabile della comunicazione dell'Audace, un professionista, un giornalista eccellente. Ringrazio la FIGC e gli arbitri di Verona, sono assenti perché per una cena sociale, e gli arbitri di Rata verranno premiati dall'internazionale Luciano Righetti. Adesso c'è il meritato spazio ai nostri ragazzi che hanno giocato la semifinale, il terzo quarto posto e la finale. Il quarto posto premia Ernesto Campobello, mente creativa del Mondialito che si svolgerà dal 6 al 13 luglio, Golosine 2013.
Complimenti ragazzi. Il ritorno della finale con Malvicenza. Manca 600 giocatori. Manca 600 giocatori. Terzo posto premia il nostro dirigente Romeo Brusco, da 40 anni e più audace, il Villafranca. Secondo posto premia Romano Mattei. Non ha bisogno di grande presentazione, ma dico solo che ha fatto parte della storia dell'audace e ci fa un saluto. A tutti, complimenti per questa organizzazione, perché non è facile mettere in piedi un torneo dedicato. Ecco, quando voi fate questi tornei qua, non sapete mai o non pensate il senso di questi tornei, che senso hanno, qual è il loro significato. Ecco, ricordo il Stella. La Stella era un vecchio dirigente che ha lasciato una traccia indebile nel calcio, non solo la storia del calcio di questo territorio. Quindi si ricorda un antico dirigente che a suo tempo ha allevato e accudito diverse generazioni di ragazzi che ora sono ormai papà, sono nonni, alcuni per dirvi, va bene, sono cresciuti, quindi un dirigente benemerito. E quindi un poeta ha detto che chi vive nel ricordo di chi rimane non muore mai. Quindi Mastella è qui con noi questa sera. Poi l'altro senso è che voi avete partecipato a un torneo, avete avuto un momento di aggregazione, di competizione, avete vinto tutti. Voi direte, ma come, ha vinto tutti quelli? Sì, anche quelli che hanno perso. Perché? Perché la competizione, non esiste crescita senza competizione, e la sconfitta non va vista come un momento di negativo, di vergogna, di frustrazione, ma come un momento di crescita per spingervi a migliorarvi e quindi a ripartire per prepararvi ad un'eventuale rivincita. Questo quindi è il senso. Ricordo è per voi un momento di aggregazione e di crescita. Grazie Romano, che delle tue parole sempre efficaci e puntuali. Allora, Romano, premi la seconda classificata, Baldo Junior Team. Arriviamo agli attesissimi individuali che sono state fatte da un nostro comitato e la loro valutazione è insindacabile proprio per la qualità di chi ha deciso questi premi. Partiamo dal miglior portiere. È delle golosine Calalipiu. Premia Romano Mattei.
Miglior cannoniere, qui non servono tanti giudizi, tante chiacchiere, ma serve solo gonfiare la rete. E per quest'anno, e per la prima volta, arrivano in 2. Allora la società ha deciso che verrà consegnato il secondo premio prossimamente, che poi verrà dato ovviamente al meritevole. Quindi, miglior velador dell'edizione Mastella 2024, Contente Italo del Caldiero, Don Giulio Golosino 2013. Premia Antonio Alestra, nostro main sponsor. È la mia? Adesso rompete la metà nel frattempo e portate a casa metà premio a te. Arriva il premio quello più ambito, no? Perché è un po' universale, miglior giocatore, è un premio prestigioso. Non è stato facile, ovviamente, ma io concordo pienamente, da appassionato di calcio, abbiamo deciso, scusate la pronuncia, ma è il numero 8 del Caldiero, Vara Adam. Premio Rodeo Brusto a Adam. Bene, grazie di tutto. Quindi vince la 22esima edizione del torneo Mastella il Caldiero, premio Antonio Alestra. Complimenti agli amici del Caldiero, soprattutto per i risultati straordinari di quest'anno. C'è un piccolo premio, che è un grazie. Sono sempre semplici parole, ma quando vengono dal cuore sono sincere e possono essere gratificanti. È un premio per un nostro collaboratore, nuovo collaboratore, che si prodiga per laudarci da qualche mese e abbiamo deciso di dargli un piccolo riconoscimento. Lui è Samuele Gallo, il tuo tempo per noi è un dono prezioso. Grazie Samuele. Grazie a tutti, grazie, complimenti al pubblico che si è comportato quest'anno divinamente facendo il tifo per i propri ragazzi senza pesamenti fuori dalle righe, bravi tutti, veramente, grazie. Al prossimo!